Sono Corrado Facco, direttore generale e amministratore delegato di Cictotica Group con sede a Longarone in provincia di Belluno. Il distretto dell'occhialeria di Belluno e dell'intera provincia è un unicum a livello mondiale. Consideriamo che le esportazioni di quest'anno hanno raggiunto quasi 5 miliardi in oltre 155 paesi, quindi stiamo parlando del meglio del prodotto dell'eyewear che viaggia nel mondo. L'andamento del mercato in questo momento per il nostro settore è in controtendenza rispetto a quello del beni di lusso, che sta registrando una leggera contrazione, mentre il mondo dell'occhialeria ancora nel primo semestre del 2024 ha raggiunto dei risultati di tutto rispetto, in particolare per l'esportazione. Vorrei sottolineare il fatto che è l'unico corso in Italia dedicato al mondo dell'eyewear e tutto sommato rappresenta una peculiarità molto importante. L'elemento chiave di successo di questo corso è la coniugazione tra tutta la dimensione della creatività e della ricerca di nuove linee, di nuovi colori, nuove cromie e anche nuove soluzioni sostenibili, con anche l'industrializzazione del prodotto. La figura che esce dal nostro corso, che ha un profilo altamente professionalizzante, e può passare dallo sketch disegnato con la matita fino alla prototipazione rapida con stampante 3D. Tutto questo garantisce alle aziende che poi li ricevono come giovani talenti che iniziano di figure professionali che sono aperte a logiche internazionali, conoscono il mondo della creatività, ma non sono fondamentalmente soltanto dei fashion creator, sono anche dei tecnici legati alla progettazione e produzione di un occhiale, che è un prodotto apparentemente molto semplice ma molto sofisticato. Ma se posso rispondere, direi che le competenze hard e soft sono competenze trasversali non soltanto per il settore dell'eyewear. Competenze soft sono quelle che richiedono la capacità di lavorare in team, il project management, l'empatia della collaborazione con altre figure professionali, la flessibilità mentale, l'apertura, la creatività, la capacità anche di saper intercettare gusti, tendenze e curiosità, profonda curiosità. Le competenze hard sono la progettazione di un paio di occhiali che ha delle regole molto stringenti rispetto a quello che è l'ergonomia, la sicurezza, proteggere la vista. È un prodotto che tra l'altro è ancora basato fortemente sulle capacità artigianali, ma che sta subendo un processo di industrializzazione e di digitalizzazione spintissimo. Quindi naturalmente nei ragazzi si cerca anche di cogliere la loro capacità di dialogare con nuove tecnologie. Ad esempio, recentemente abbiamo fatto con loro un hackathon sull'intelligenza artificiale, facendo loro progettare degli occhiali solo con l'intelligenza artificiale, e naturalmente i risultati sono stati molto interessanti. Credo che questo sia un po' il biglietto da visita del nostro corso, che fa sì che ci siano ragazzi che non arrivano solo dalla provincia di Belluno, ma provengono da tutta Italia e anche dall'estero. Siamo stati scelti dal gruppo LVMH come partner strategici. Partecipiamo ogni anno a Mittelmoda Fashion Award, che è un premio di moda internazionale da cui i nostri candidati partecipano come unici esponenti del mondo dell'eyewear, che noi dialoghiamo con tutte le major nel settore dell'occhialeria. È un'ottima scelta alternativa ad un percorso universitario per chi vuole abbinare testa, cuore, mani, cervello e possibilmente anche tecnologia. Le sfide più importanti che loro dovranno affrontare sono quelle di entrare all'interno di team molto dinamici, dove il demanding da parte dell'azienda è, come posso dire, molto puntuale, e dove la concentrazione deve essere massima.
ed è un po' il salto quantico che devono affrontare un po' tutti gli studenti quando escono da un percorso di studi rispetto al mondo del lavoro. Devo dire che le 800 ore di tirocinio, che non sono poche, sono quasi metà del percorso formativo che un ragazzo affronta tramite un biennio di ITS, aiuta tantissimo a superare questa barriera psicologica. E i consigli che mi piacerebbe dare ai ragazzi è quello innanzitutto di mettere al centro del loro pensiero di essere curiosi, di essere aperti mentalmente, di essere in grado di comprendere le dinamiche di un mondo che è difficilmente comprensibile, subisce delle fratture quotidianamente e che ha dei modelli economici in fortissima evoluzione. Un giovane ragazzo che oggi voglia diventare un Aware Product Manager e che quindi abbia l'ambizione di entrare con un ruolo manageriale per quanto junior all'interno di una maison o all'interno comunque di un complesso produttivo, che non può non interessarsi di quelle che sono le dinamiche macroeconomiche, le dinamiche culturali, le dinamiche sociali, che poi peraltro vengono tradotte in tendenze, costume, moda, società, stile, design, creatività, artigianalità e naturalmente anche tecnicalità.